Brindisi, sperduta base militare dell'Italia meridionale, vedeva nell'ormai lontano luglio del 1964 l'inizio dell'addestramento in volo del quinto corso piloti dell'Alitalia. Questi giovani furono scelti tra il fiore della gioventù italiana. 60 di loro iniziarono il periodo di istruzione teorica presso il centro di addestramento di Fiumicino ed alla fine di una lunga serie di esami e di controlli ne furono avviati 39 alla base di volo di Brindisi. Ma solamente 20 di loro arrivarono alle soglie del brevetto di pilota di terzo grado. Questo film è rivolto a tutti quei giovani che vissero con noi le gioie, le ansie ed infine la tremenda delusione. Essi non sono più noi, ma rimangono nei nostri cuori perché hanno dato il meglio di se stessi in una impresa umana che non ha precedenti. Per intere settimane, un giorno dopo l'altro, a bordo delle loro possenti macchine MB-326, equipaggiate di motori Viper che sviluppavano una spinta al decollo di 1135 kg ed una velocità in quota di circa 1000 km all'ora, si levavano in volo ad ogni ora e con qualsiasi tempo, staccando dalle assolate e bruciate piste le 3 tonnellate di acciaio tra un fragore assordante simile a quello di 1000 tuoni. Lassù, strettamente legati tra le cinghie del Martin Baker, divenivano un corpo solo, un'anima sola con il loro aeroplano. E quando finalmente posavano con un sibilo le ruote sulla pista, dopo una lunga missione di volo strumentale, e rullavano lentamente verso gli hangar, sotto quelle maschere e quei caschi bianchi si indovinavano i volti arsi dal sole ed esausti. Per la prima volta rivivremo insieme su questo schermo quella fantastica avventura che noi tutti ricorderemo come la leggenda del deserto di Brindisi. Ringraziamo ovviamente l'aeronautica militare, gli istruttori piloti, gli specialisti ed i tecnici, senza la cui collaborazione sarebbe stato impossibile realizzare questo film. Il 1958 segna una svolta storica per l'aviazione civile mondiale. Per la prima volta il traffico aereo sul Nord Atlantico supera quello marittimo. Contemporaneamente i DC-7 ed i Super Constellation raggiungono il massimo dell'evoluzione dell'aereo di linea con motori a pistone. Si assiste pertanto ad un passaggio a macchine di nuova concezione aerodinamica e con propulsione a getto le cui prestazioni si avvicinano a quelle di molti aerei da caccia subsonici degli anni 50. Le compagnie aeree cominciano così ad ordinare i nuovi quadri reattori DC-8 e Boeing 707 che permettono di ridurre il tempo di volo di una traversata atlantica a sole 8 ore. L'Alitalia, rafforzatasi dalla fusione con la LAI, linee aeree italiane, deve reperire in breve tempo piloti per formare i nuovi equipaggi. Fino ad allora i piloti provenivano dall'aeronautica militare, dove dopo un'esperienza di volo di alcuni anni si congedavano e, completato un corso della durata di 6 mesi, entravano in linea. Ora le esigenze della compagnia sono tali che l'esiguo numero di piloti che si congedano non può garantire un sufficiente numero di equipaggi per gli aerei che intende acquistare. È così che nel 62 l'Alitalia prende una decisione rivoluzionaria per quei tempi. Prima ed unica fra tutte le compagnie aeree, decide di fondare una scuola di volo simile in parte a quella dell'aeronautica militare. Il compito di realizzare questa scuola viene affidato al capo servizio addestramento comandante Mainetti, che ne è l'ideatore e convinto sostenitore e che per le sue eccellenti doti manageriali verrà distolto verso la fine del 64 da questo compito ed incaricato di creare una nuova compagnia di voli nazionali, l'ATI, che affiancherà l'Alitalia e diventerà la seconda compagnia aerea italiana.
La scuola di volo all'Italia si differenzierà da quella dell'aeronautica militare per una preparazione teorica più approfondita nelle moderne tecniche di navigazione, aerodinamica, controllo del traffico aereo e soprattutto nel volo strumentale. La durata dei corsi a Z è di circa 2 anni e sono previste oltre un centinaio di ore di volo, più varie ore al link trainer e al simulatore di volo, per conseguire tutti i brevetti richiesti per un pilota di linea. Per la parte teorica si potenzia il già esistente centro addestramento di Fiumicino, mentre per il volo la scelta cade sull'aeroporto di Brindisi, dove l'esistente base militare ha un'attività di volo ridotta e pertanto è in grado di mettere a disposizione nel suo interno tutto l'apparato logistico necessario al funzionamento della scuola di volo. La scelta dell'aereo da impiegare per l'addestramento cade sull'MB 326 della Aermacchi, da poco adottato dall'aeronautica militare. Monoreattore biposto estremamente maneggevole, monta un motore Viper da 1135 kg di spinta e presenta caratteristiche di velocità simili ai più moderni aerei di linea. Il 16 marzo del 63 una commissione incaricata dal comandante Mainetti e formata dal comandante Vernetti, dall'ingegner Staffa e dai periti Caputo e Caielli stabiliscono la strumentazione e le modifiche richieste dall'Alitalia per 4 velivoli MB326 serie D che la Macchi si impegna a consegnare a partire dal 15 novembre del 63. Al primo bando di concorso si presentano 500 giovani che vengono sottoposti ad una selezione psicotecnica, ad una valutazione attitudinale effettuata ai simulatori di volo del DC-8 e del Viscount e ad esami medici presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Aeronautica. Nel febbraio del 63, 105 giovani aspiranti piloti che hanno superato tutte queste prove entrano nel centro addestramento di Fiumicino e danno inizio al primo, secondo e terzo corso a Z. Contemporaneamente il comandante Vernetti, direttore della scuola di volo di Brindisi, sta organizzando lo staff dei piloti istruttori. Questi ultimi provengono dall'aeronautica militare, dove già sono piloti istruttori di MB 326. Capo pilota viene nominato Alonso, perché più anziano di tutti. Nell'estate del 63 inizia intanto il quarto corso, mentre verso la fine dell'anno i primi MB 326D, con le sgargianti insegne all'Italia, decollano dalla pista 32 di Brindisi. Cominciano anche le selezioni tra gli allievi dei primi 3 corsi, tanto che in breve il secondo, ormai decimato, viene sciolto ed i superstiti conglobati nel primo e nel terzo. Il 10 febbraio del 64 fa il suo ingresso nell'aula magna del centro addestramento di Fiumicino un gruppo di 61 giovani che costituiscono il quinto corso a Z. Iniziano subito le lezioni di materie aeronautiche a cui seguono frequenti esami per accertare l'impegno e la preparazione degli allievi ed in breve una dozzina di loro vengono dimessi. L'11 luglio del 64 inizia il trasferimento del quinto corso verso l'aeroporto di Brindisi con il Viscount di linea e qui giunti sono accolti con la complicità del buio dalle goliardiche secchiate d'acqua di benvenuto elargite dagli anziani del primo e terzo corso. Le prime 10 missioni sull'MB 326 sono decisive per la valutazione delle capacità di volo ed in breve del quinto corso rimangono poco più di una ventina di allievi. Il 30 agosto del 64 gli allievi piloti del quinto corso hanno già effettuato una trentina di missioni di volo e superato l'incubo dell'esonero rientrano all'addestramento di Fiumicino per riprendere lo studio e prepararsi agli esami del brevetto di terzo grado ufficiale di RTE radiotelefonia. Il 24 gennaio del 65 tutto il corso riparte per Brindisi per portare a termine il terzo grado ed il volo strumentale in circa 60 ore di volo. L'arte più dura del corso è ormai alle spalle e la tempesta sembra passata, ma improvvisamente giunge inaspettato a Brindisi il comandante Molinari, raduna tutto il corso nell'aula di radiotelefonia
e fa capire che qualcosa di nuovo è accaduto a Roma. All'orizzonte si profila una crisi per il trasporto aereo ed i programmi della scuola di volo sono cambiati. Del ventilato accordo con l'aeronautica di considerare i corsi a Z equivalenti a tutti gli effetti al servizio militare non se ne parla più. Il 10 aprile 65, terminati gli esami in volo del terzo grado e IFR, i 20 allievi, superstiti del quinto corso, fanno ritorno a Fiumicino e qui, poco tempo dopo, vengono convocati nell'ufficio del comandante Cataruzza. L'Italia manda a dire che di piloti per il momento non ce n'è bisogno ed il quinto corso viene sciolto. Un gruppo dei 5 allievi parte per il servizio di leva in aeronautica, dove conseguirà i brevetti di pilota militare su plurimotori, prima a Latina e poi a Pisa, presso la 46esima Aerobrigata. Gli altri 15 ritornano nei diversi luoghi di origine e dopo circa 3 mesi di inattività vengono richiamati il 17 agosto del 65 per iniziare la transizione sul Caravelle, che si concluderà finalmente con l'assunzione ed entrata in linea nel gennaio del 66. Esattamente un anno dopo entrano in linea anche i 5 colleghi che hanno terminato il servizio militare in aeronautica e vengono destinati al 18 come navigatori. Nei primi anni di linea ci sarà una certa diffidenza nei confronti dei piloti a Z, che subito soprannominati polli d'allevamento dovranno faticare non poco per meritarsi un po' di fiducia ed essere completamente integrati. Con gli anni i piloti del quinto corso passano di grado e volano su tutti gli aeromobili della flotta. Nel 71 i primi superano il corso comando e nel 78 tutti hanno ricevuto la nomina a comandante. A 25 anni da quel fatidico 10 febbraio del 64 gli ex allievi del quinto corso sono presenti su tutti gli aeromobili della flotta Alitalia. 5 di essi sono comandanti di Boeing 747, 10 comandanti di A300, 2 comandanti istruttori su DC-9 ed MD-80 e 3 istruttori alla scuola di Alghero sul Piper Yen. Oggi il gruppo dei 20 ragazzi di Brindisi si è sciolto. Ognuno di loro è ai comandi di un aereo all'Italia sulle rotte più lontane e le bianche scie di condensazione dei loro jet si incrociano nei cieli di tutti i continenti. Riportate 2 minuti prima di entrare in circuito. Riporterà 2 minuti. Passa sotto vento. Alfa numero 1, al finale venta solo 240, 12 nodi. Alfa. Alfa finale controllato, finito. Alfa autorizzato. Alfa è solo il 05 conveniente a sinistra. Per favore ripetere il raggio. 05. Ricevuto. Decollate al 1515, autorizzato a avere circuito frequente e riportare lasciando zona. Alfa 15 riporterò lasciando zona.
800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1400, 1300.